Sapete a me cosa mi fa ridere? Che in questi giorni molti giornalisti napoletani, non napoletani, comunque nazionali, hanno parlato di questo Andy Diouf al Napoli, dove c'era già l'intesa con il giocatore, mancavano pochi milioni per chiudere la trattativa tra il Lens ed il Napoli. Bene, ultima ora di calciomercato, l'Inter raggiunge l'accordo con il Lens per Andy Diouf, intesa per un trasferimento a titolo definitivo da 25 milioni. Questo cosa sta a significare? Che quelli che parlano di calciomercato e quando mettono il Napoli in mezzo, secondo me ne prendono una su 10, ogni tanto gli va bene, questo lo possiamo dire, perché sono diversi anni che difficilmente ci chiappano sul Napoli, quindi attenzione, però va benissimo così. Diouf, il Napoli non lo vuole, a quanto pare non lo vuole perché se si fa fregare così dall'Inter sì, non è mai stato un obiettivo a questo punto. Comunque, a parte questo, innanzitutto buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscrivetevi al canale che è gratis, mi raccomando. L'obiettivo sono i 15k, siamo quasi ai 14.000, però l'obiettivo sono i 15k entro fine anno. Detto questo, signori, il Napoli, qui possiamo parlare di Elmas, possiamo parlare di Anlu Sanchez, di tutto quello che vi pare. Ne parleremo dopo, perché ad oggi la priorità del Napoli sta nel trovare l'attaccante. Qualcheduno mi ha detto, Neapolis, ma quando arriva, ma Elmas ci sono novità? Ragazzi, ci sono novità per quanto riguarda Anlu, per quanto riguarda Elmas, ma ne voglio parlare più tardi, nel video che uscirà più tardi, delle ore 7. Mi voglio soffermare però proprio su questa notizia che sta uscendo in queste ore, ovvero il Napoli e Højlund, il Napoli che sta trattando Højlund in questo momento e secondo molti giornalisti napoletani e non, Højlund è la prima scelta del Napoli sia per motivi tecnici che di liste, perché tra le punte monitorate infatti l'unico under è il danese. Inoltre per Dovbyk la Roma apre solo a un prestito. Allora, io ve l'ho detto a quello che penso io personalmente mi andrei a prendere Dovbyk. Perché mi andrei a prendere Dovbyk? È vero che arriva da una stagione, ragazzi, è inutile dire, una stagione bruttissima fatta alla Roma, però il suo l'ha fatto, quindi ecco, per caratteristiche secondo me Dovbyk è quello che si avvicina di più a Romelu Lukaku, salvo poi Conte voler stravolgere, no? Le sue gerarchie, perché dice io abbiamo speso tanti soldi per Lucca e quindi Lucca deve essere il titolare di questa squadra. Anche Dovbyk costicchia che ti costa più di 30 milioni, però il Napoli vuole provare, offrono un diritto di riscatto e la Roma però apre però al prestito con obbligo, mentre il Napoli offre proprio il diritto di riscatto. Qui vogliono che tu dopo ti vada a comprare il giocatore e questo non è cosa. In questo momento il Napoli no, perché poi tornerà Lukaku, è inutile andare a prendere un attaccante che poi ce l'hai sul groppone la prossima stagione. Quello che però io non riesco a concepire è se il Napoli voglia spendere tanti soldi per prendere il posto di Lucca o vuole uno da affiancare a Lucca. Io ripeto, Højlund a me non mi piace. Non lo so come mai, qualcuno mi ha detto che bisogna saper leggere anche le statistiche e va benissimo amico mio, le statistiche, io se mi ritrovo il commento di questo iscritto ve lo vado anche a dire se lo ritrovo ragazzi, perché poi 800 commenti ci sono arrivati ieri su quel coso ragazzi, su quel video che io ho fatto uscire. Mo dove sono? Penso che sia qui, mo vedo se lo trovo un attimo. Eccolo qua, lui dice, sì, il ragazzo si chiama Simo Kin 09 e ci dice le statistiche vanno lette bene, però secondo Transfer Market Højlund all'Atalanta ha fatto un gol ogni 160 minuti. Nella stagione 23-24 al Manchester United un gol ogni 193 minuti, 24-25 un gol ogni 332 minuti.
La colpa del giocatore o della squadra? Dalla stessa squadra abbiamo preso McTominay, che è stato l'MVP della passata stagione. Uh, e poi dice scusami, ma tengo a fidarmi di Manna e Conte e Aurelio De Laurentiis. Bene, però se noi andiamo a vedere questi numeri, ragazzi, un gol ogni 160 minuti sono tanti. Cioè Luca a differenza, io penso che Luca ha fatto parecchio meglio rispetto a Højlund. Ecco perché noi dobbiamo andare a pagare un giocatore più di 30 milioni che in questo momento è la riserva delle riserve allo United. Io ho capito che voi dite sì, abbiamo preso McTominay e McTominay poi è venuto in Italia, ha fatto le faville. Ragazzi, io vi ricordo che Højlund era dell'Atalanta e quelli che escano da Bergamo non sempre si sono dimostrati dei fenomeni, e lo abbiamo visto con tantissimi giocatori, ragazzi. Quindi la mia preoccupazione è quella, ovvero andare a prendere un giocatore che poi tutto sommato non ti può stravolgere il campionato o ti può far fare quel salto di qualità. Perché io vi dico Dovbyk sì e Højlund no? Perché per Dovbyk, ragazzi, io lo vedo più strutturato, va bene, rispetto ad Højlund, per il gioco proprio come fa Napoli, voglio. Per come fa per proprio come lo imposta il gioco il Napoli, va bene? E per questo io non riesco a capire, ok, Artem Dovbyk, se io mi vado a vedere anche la carriera, l'anno scorso ha fatto 12 gol, voglio. Tutto sommato ha fatto 12 gol, va bene, insieme a 2 assist. Nel Girona, che fece 36 presenze e 24 gol, 8 assist e cazzi e mazzi, noi stiamo parlando di un ragazzo che ha 28 anni e va bene, non è più di primo pelo, però ragazzi, questa ha già esperienza in Serie A. Højlund, ragazzi, la passata stagione Dovbyk ha giocato 32 partite, Højlund, eccolo qua, lui l'anno scorso ha giocato 32 partite ugualmente e ha fatto 4 gol. Ma lo United di qua, di là ha fatto schifo, vabbè, avrà fatto schifo quello che vi pare, ma ragazzi, questo solo una volta ha fatto 10 gol, nella stagione 23-24, basta. Questo difficilmente diventa doppia cifra. Cioè io è questo che vi voglio far capire. Ma è 22 anni, sì ragazzi, può avere pure 22 anni, ma se questo non ti porta la sicurezza di andare in doppia cifra, sì, ma noi con Raspadori e Simeone abbiamo, sì, ma davanti c'avevi pure Osimhen che ti sfumava e porta. Luca, ragazzi, con tutto il bene che io vi voglio, Luca è un signor attaccante, per questo io vi dico, dobbiamo trovare un giocatore che possa essere, non ti dico che deve dare, ma deve essere un giocatore che può far fare a Luca il salto di qualità. Dovbyk ti può aiutare a far crescere Luca? Sì, perché ha 28 anni, Luca ce ne ha 24. Højlund cosa ti può portare a questa squadra? Ragazzi, Højlund, il gol che io mi ricordo che faceva pure all'Atalanta, di testa ce n'erano pochissimi, il Napoli soffre maledettamente di testa, Luca è stato preso anche per questo. È un gioco diverso da quello dell'Atalanta, quello che fa Conte, e questo lo dobbiamo mettere in considerazione, perché Højlund io non ce lo vedo a fare sponde. Højlund è più un finalizzatore, vabbè, quello che io non riesco a capire, cazzo, Dovbyk ce l'hai lì, e qui si parla addirittura di un accordo con Artem Dovbyk, perché quello che dice Luca Cerchione è questo qui. Inoltre per Dovbyk la Roma apre solo al prestito con obbligo, mentre i partenopei offrono solo il diritto di riscatto, sebbene abbiano già trovato un accordo col calciatore. Questo sta a significare che il Napoli ha già un accordo con il giocatore, ovvero Dovbyk, non con Højlund. Oggi ci saranno ulteriori chiamate e va bene, perdiamo altro tempo. Attualmente non puoi più perdere tempo. Io la penso così, noi non possiamo perdere tempo. Voi potete dire quello che cavolo vi pare, ma il Napoli in questo momento non può perdere tempo. Dovbyk sai che può già essere pronto per giocare in Serie A, Højlund si deve riadattare alla Serie A, ma viene dalla Premier, sì, ma non conta un cazzo, questo ha giocato pochissimi, ha pochi minuti nelle gambe, va bene, è questo che vi voglio far capire. Dovbyk è già pronto per giocare, e poi è già un accordo con il giocatore.
Quindi perché insistere su Højlund? Che poi tu vai lì, questi vogliono un prestito con obbligo di riscatto, lo devi prendere per forza. E se poi dopo l'anno prossimo che fai? Luka, Højlund e Lukaku. La vedo difficile, ragazzi, è molto complicato come cosa. Comunque domani poi ci sarà la conferenza stampa di Antonio Conte, ne andremo a parlare tranquillamente, non vi preoccupate, e poi dopo ci vediamo con ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato del Napoli. Parleremo di Mazzocchi, di Elmas, di Allu Sanchez, di tutti quanti. Però fatemi sapere voi qui sotto nei commenti chi secondo voi è più adatto ad essere l'attaccante del Napoli, Højlund o Dovbyk? Io ribadisco, io mi andrei a prendere Dovbyk per proprio le caratteristiche che c'ha Dovbyk. È molto simile a Lukaku, ma pure Luka, sì, ma Dovbyk te lo può fare ancora meglio quel ruolo. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao!